che dobbiamo smetterla di entrare dal retro, non se ne accorge mai nessuno. Sì, lo so, però ormai, a parte che siamo abituati, poi sai, entrare dal retro ultimamente va anche abbastanza di moda, ma non diciamo nulla da questo punto di vista, insomma. Però, pensa che bello, sono passati 3 anni. 3 anni dall'ultima volta che siamo stati in teatro. 3 anni dall'ultima volta che abbiamo fatto questa scaletta e Sì. 2 anni dall'ultima volta che abbiamo fatto il premio. Sì. E tra l'altro però l'ultima volta abbiamo fatto la premiazione online qui che eravamo in 3. Io, te, esatto, col teatro Mondo, quindi è anche bello rivederlo pieno, caspita, è una bella emozione, Sai cosa? Dimmi. Manca qualcuno. Manca, dici che la facciamo entrare già? Ciao, Ciao, Lucariello, Quartet, prego, entrate pure. la nostra orchestra di fiducia. Lui è Alessandro Coppo. Signori, Andrea Tralli, all'edizione. Vi diamo il benvenuto alla cerimonia di premiazione del Premio Giorgione 2022. Benvenuti e buon divertimento. Musica.
Buonasera a tutti signori, bentornati finalmente dopo 3 anni sul palco del Teatro Accademico. Non vi nascondo che siamo molto emozionati perché siamo arrivati tanto così da dire basta. Perché 3 anni fa è stato bellissimo, quando 2 anni fa siamo arrivati a un passo dalla cerimonia finale, come sapete tutti il mondo si è fermato per 1 anno, è stato difficile ma è così di nuovo. Per aprire la serata ringrazio tutte le autorità presenti, ringrazio gli assessori e chiedo gentilmente al sindaco, nonché presidente della provincia, Stefano Marcon, di dire due parole. Grazie Alessandro, buonasera a tutti, benvenuti a Castelfranco, al nostro teatro accademico. È un'emozione, sì, un'emozione da condividere Alessandro. Quando manca sempre tanto così per lasciarla, bisogna trovare la forza per ripartire e stiamo ripartendo alla grande. È bello, veramente complimenti a te, complimenti ad Andrea Tralli, complimenti agli sponsor che vi hanno sostenuto, complimenti alle istituzioni, anche nel nostro piccolo ci siamo, no? Sono qua oggi qui con il presidente Pasqualotto, l'assessore Garbui, ho visto la consigliera Pavin, se ci sono altri consiglieri presenti saluto anche a nome loro e porto il mio ringraziamento a te e a tutti coloro che hanno reso possibile questa ripartenza, chiamiamola così, perché questo premio dal 2015 in avanti ha portato Castelfranco Veneto un po' alla ribalta a livello anche nazionale. Io so che è un premio che porta fortuna, perché chi passa di qua, chi vince, chi viene sottoposto all'analisi della vostra qualificata giuria, che ringrazio anche per il lavoro che avete fatto, perché so non essere stato semplice, poi scala classifiche nazionali. Quindi con un premio che porta fortuna, con Castelfranco Veneto al centro, saluto anche il presidente dell'associazione Dentro Centro e Bistro San Giustino, una colonna importante di questo evento, con Castelfranco al centro, con la provincia di Treviso a fianco, io credo che questo premio non potrà che proseguire nel meglio da oggi in avanti e chissà che superi anche i confini della nostra nazione. Buona serata a tutti voi, grazie. Grazie. Ringraziamo il sindaco Stefano Marcon, vi saluto ancora, qui con noi la nostra giuria che vi presenteremo passo passo durante la serata e lascio la parola a Andrea Tralli di Panda Edizioni. Bene. Grazie Alessandro. Veniamo dunque a un qualcosa di... veniamo un po' alle cose importanti. Allora, come dicevamo all'inizio, l'ultimo anno è stato un po' così, nel senso che noi avevamo la mostra dei libri finalisti nella Torre Civica all'epoca, era già tutto pronto, queste librerie, tu Alessandro le hai portate su per la torre per la mostra dei libri finalisti dell'ultima edizione che era stata fatta, quando la mostra era pronta, perché noi avremmo dovuto fare la premiazione il 29 di marzo del 2020 e quindi la mostra doveva partire lì a giorni, quando tutto si è fermato, però adesso ricominciamo. Noi abbiamo piacere di ricominciare anche con le premiazioni, diciamo, di recupero. Facciamo una piccola parentesi molto veloce, però ci fa piacere perché tra chi fa la giuria ci sono anche i vincitori dell'anno prima e quindi quest'anno hanno accettato, dopo aver vinto, hanno accettato di essere con noi in giuria 3 persone anzi, scusate, che abbiamo piacere di premiare finalmente dal vivo, perché vincere non significa solo ricevere qualcosa, un premio, anche magari solo simbolico, però si può anche vedere, l'anno successivo si può vedere l'altra parte del lavoro del premio letterario e quindi andiamo a recuperare alcuni premi con le persone che hanno scelto poi di far parte anche della giuria di quest'anno e quindi chiamo qui con me velocemente Lidia Daniela Sparacino, vieni qui, grazie. Ciao Lidia. Allora Lidia, io ti farei consegnare
dalle nostre vallette, che poi presenteremo, la cornice che ti spetta e i fiori, ecco che arrivano. E volevo chiederti tu, Lidia, appoggia pure sul tavolo, sai? Che così hai le mani libere per i fiori. Sì, certo. Allora Lidia, tu hai vinto il premio speciale Giacomo Massarotto. Volevo chiederti com'è stato far parte della giuria dopo, nel senso, hai visto la differenza tra essere un concorrente e poi essere un giurato? Com'è stato per te? Ti ha fatto piacere? Non ti ha fatto piacere? È stato complicato? Beh, è stata una bellissima esperienza, veramente bella e intensa, ho letto tutto con molta attenzione. Sì, è un'esperienza sicuramente da fare, che arricchente, questo sì. Sì, mi sono messa nei panni che sono stata io, cioè anche io ho vissuto da scrittrice, e essere valutati, insomma, ne ho fatto ancora più attenzione appunto per questo, perché essere valutati, insomma, è importante, perché poi ti porta a un risultato importante, che è la pubblicazione, magari. Certo, certo. E com'è stato essere pubblicato dopo? Allora, per me è stata la realizzazione proprio di un sogno grande, perché il mio libro si chiama Terranova, è un libro che è ispirato alla vita dei miei antenati, quindi è un libro in cui ho messo tutto il mio cuore, e arrivare alla pubblicazione, esordire con questo libro, è stato veramente il coronamento di un grande sogno. E quindi esorto anche tutti quanti a non rinunciare mai ai propri sogni, perché con impegno di edizione si possono raggiungere grandi risultati, e veramente tutto è possibile, insomma, con dedizione e passione. Bene, grazie Lidia per l'installazione, grazie per essere qui con noi anche come giurata. Abbiamo anche un pensiero enogastronomico. Chiamo qui con me adesso Marina Martelli. Ciao Marina, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Consegniamo anche a lei fiori, cornice e un piccolo pensierino offerto dall'azienda vinicola Mazzolada. E quindi anche a te ti chiedo, prendi pure il microfono, ti chiedo, tu hai vinto la sezione inediti e quindi si vinceva la pubblicazione. Per te com'è stato, similmente a Lidia D'Ameva, com'è stato poi pubblicare e vedere il proprio libro diventare non solo un inedito, ma un libro vero e proprio? È stata una cosa bellissima, e tenerlo tra le mani dà la sensazione di avere davvero raggiunto un obiettivo che sembrava irrealizzabile. E la soddisfazione della vittoria del premio era già grandissima, ci era molto dispiaciuto non essere presenti, non poter presenziare alla premiazione, ma l'idea di libro tuo, con dentro le cose che tu nella tua cameretta hai scritto al tuo computer, è una sensazione veramente impagabile, quindi molto molto bella. E anche poi le esperienze successive, quindi le presentazioni, l'incontro con la piccola cerchia dei lettori, è un'esperienza che dà tantissimo, quindi siamo molto contenti. Bene, che bello, che bello. Grazie mille Marina. C'è la tua taglia, e così finalmente puoi tenerla tra le tue mani. E infine l'ultima persona. Noi abbiamo anche qualcosa di, in caso di incidenti liquidi abbiamo predisposto tutto. L'ultima persona che ha fatto parte della giuria ma non è qui presente questa sera è François Morlupi. François Morlupi aveva vinto la sezione Panda Noir Editi, l'ultima edizione, ma quando ha vinto il Panda Noir Edito la volta scorsa aveva pubblicato con le edizioni Croce, una casa editrice sicuramente lodevole e che lavora molto bene, tanto che ha pubblicato François Morlupi, ma oggi François Morlupi pubblica con Salani, che è una casa editrice, come dire, è la stessa di Harry Potter, quindi è una casa editrice piccola, e ha vinto quest'anno il premio Scerbanenko per la giuria dei lettori. François non è qui con noi questa sera, però ha voluto mandarci un video che adesso vi facciamo vedere.
Buonasera a tutti, sono François Morrubi ed ho l'onore di essere uno dei giurati del premio Giorgione Brunola, che è ormai uno dei premi più importanti d'Italia. È un premio a cui tengo particolarmente poiché l'ho vinto 2 anni fa con uno dei miei romanzi e ci tenevo dunque ad essere lì con voi, però purtroppo non posso poiché è uscito recentemente il mio ultimo romanzo e sono in tour in tutta Italia. Volevo congratularmi sia con tutti i partecipanti, sia ovviamente con i vincitori, ringraziare tutti gli splendidi organizzatori perché sono sicuro che tutti i partecipanti si sentiranno a casa questa sera, si sentiranno coccolati e sarà per loro una bellissima esperienza. A me personalmente il premio ha portato una grandissima fortuna, pertanto spero che anche a voi ovviamente porti fortuna e porti un pizzico di felicità. Di nuovo un abbraccio a tutti voi e buona serata. Questa è la sua targa che ci premureremo di spedire a casa. Insomma, di qui ha vinto lo Scerbanenko. Lo Scerbanenko è attualmente il premio per la letteratura noir più importante d'Italia. Quando l'abbiamo premiato, come ha detto Andrea, era sì uno scrittore comunque affermato, ma in questi 2 anni ha avuto un'escalation che ha colpito praticamente tutti. E fatalità, l'ha detto anche il sindaco, il nostro è un premio che porta fortuna, evidentemente. Siamo rimasti in contatto con François, che spera di partecipare l'anno prossimo al premio Giorgione, ma come concorrente col suo prossimo libro. Noi ovviamente non aspettiamo altro. Perdonami Alessandro, una cosa fuori programma, nel senso che mi è venuto in mente una cosa di 30 secondi. François non è qui oggi perché è a Pistoia in giallo con, tra gli altri, anche Pier Giorgio Puglisi, che è stato il primo vincitore del premio, allora premio Brunola, e c'è anche Enrico Pandiani, che è stato a sua volta vincitore del Panda Noir in una delle varie edizioni. Così, una piccola nota. Perché lo Scerbanenko si divide in 2. Abbiamo da una parte il premio della giuria, da una parte il premio dei lettori, la giuria dei lettori. Quest'anno è stato vinto da François Morrubi, il premio dei lettori, Pier Giorgio Puglisi, il premio della giuria. Pier Giorgio Puglisi è stato il primo vincitore del nostro concorso, col quale abbiamo collaborato l'anno successivo, infatti abbiamo anche letto una lettera sul palco che ci ha mandato Pier Giorgio l'anno successivo appunto, e col quale ogni tanto ancora ci sentiamo. Siamo contenti. Assolutamente sì. Bene. Adesso passiamo alla premiazione non solo dei vincitori della volta scorsa, ma passiamo alla premiazione dei vincitori di quest'anno. E quindi siamo tutti molto interessati ed emozionati di questo. Premiamo come prima premiazione gli inediti. Abbiamo una menzione d'onore e la menzione d'onore per gli inediti verrà assegnata da Lidia Daniela Sparacino, che chiamo di nuovo qui con me. Grazie mille. Ora ascoltiamo un piccolo estratto dell'opera vincitrice letto da Maria Rosa Salvi. Alle 9:45 di quel lunedì del mese di luglio, il sole già alto incendiava la campagna. Il treno regionale che collegava Ravenna a Ferrara stava scivolando in mezzo ad un campo di grano turco e dalla cabina di guida si poteva quasi sentire il fruscio delle lunghe foglie, mezze accartocciate e già secche, che sfregando fra di loro facevano un rumore simile a quello della carta quando viene stropicciata. In quel tratto, appena prima della cittadina di Villa Severa, i binari fanno una lunga curva e sono circondati da una fitta boscaglia di giovani piante d'acacia. Ogni tanto, per sicurezza, vengono tagliati, ma quel tipo di pianta è tenace e ricresce molto in fretta. Con loro attorno la visibilità si accorcia notevolmente. Armando Solaroli aveva caldo e già sudava copiosamente. Guido
guidava una vecchia vettura in cui l'aria condizionata non funzionava mai, per cui aveva solo lo spiraglio di un finestrino un po' abbassato. Prese dalla tasca gli occhiali da sole e li indossò. Dai binari roventati saliva un riverbero accecante che li faceva sembrare scomposti. In quel preciso momento, a causa della spinta del treno, la bottiglia dell'acqua che teneva appoggiata al fianco si rovesciò e lui si chinò per prenderla. Fu con la coda dell'occhio, nell'attimo in cui si abbassava, che lo vide apparire. Sembrava un buffo spaventapasseri, con una strana maschera al posto del volto, piantato sulle traversine del binario, con le braccia aperte, come se fosse stato lì da sempre, in croce. Armando riuscì solo a gridare: «Ma che cazzo ci fa?» Per un tempo che gli parve interminabile, rimase come paralizzato. Solo gli venne da ridere per l'assurdità della situazione. Poi cominciò a frenare. Una frazione di secondo prima dell'impatto vide che dietro l'orribile maschera c'erano gli occhi spalancati di una persona che lo fissavano. Quando sentì il colpo e lo vide scivolare di fianco, pensò: «Dio mio, che ho fatto?» Poi le urla, le sue, e nessun altro ricordo. Come una pellicola impressionata per sempre dalla luce, quello sguardo tornò poi continuamente a presentarsi davanti a lui, per ricordargli che il suo viso era l'ultima cosa al mondo che quegli occhi avevano visto. Grazie a Maria Rosa Salvi. Ora pregherei le ballette di portarci la busta con il nome della persona vincitrice. Il vincitore della menzione d'onore è Fabio Mongardi con Le carezze dei lampi. Benvenuto Fabio Mongardi, benvenuto, complimenti per la vittoria, portiamo tutti i premi e se Lidia vuole fare qualche domanda, siamo qui. Intanto una domanda, lei guida i treni? Perché appunto nel suo libro c'è questa conoscenza, oppure conosce qualcuno che lo fa, che è nell'ambito? Ok, il libro descrive bene la realtà di un piccolo paese, no? Della provincia romagnola. E quanto è legato alla sua terra? Sì, abbastanza sì, perché tutto quello che ho scritto alla fine è sempre circoscritto, diciamo, alla mia terra, per cui alla fine si finisce per raccontare sempre dove si vive, le cose che si conoscono. E il suo libro descrive la vita di provincia, quasi con asprezza a volte. Si sentirebbe di condividere questa definizione? Questa? A volte in certi frangenti. No, non riconosce.
Ma forse perché la vita è dura, anche quella di provincia. Forse proprio nell'ambito anche io l'ho riscontrato nei personaggi, certi personaggi, no? Quindi non so se è una cosa che lei comunque sente o... Sì, forse è una cosa che sento, sì, istintivamente. È quasi dietro le quinte, come, no? Sì, può essere, sì. Bene. Bene. Grazie mille, Complimenti. signor Mongardi, ancora complimenti, poi verrà ricontattato per tutti gli sviluppi. Prego, sì, certo, benissimo, si accomodi pure con il vino e la comida. Grazie. Allora, passiamo ora al vincitore. Passiamo ora al vincitore della sezione inediti. Il vincitore verrà premiato dalla giurata Marina Mattoni, che abbiamo conosciuto poco fa. Andiamo a leggere un brano tratto dall'opera vincitrice che verrà letto da Leonardo Zanatta. A svegliarlo fu un poliziotto con dei colpetti agili di dita battute sul fianco. Lo avvisò che non poteva dormire sulla panchina, anche se è libera e nessuno ci si siede. Non ci si siede nessuno perché l'hai appestata tu, che tanfo! Sventagliò la mano davanti al naso, un gesto eloquente per il collega che si teneva a distanza. Doveva sgombrare, senza sé, senza mano. Filippo arrotolò gli stracci del giaciglio, le immondizie che si portava dietro come fossero casa, e si allontanò. Era deciso a non farsi guastare l'umore. Quello era un giorno speciale, il giorno del suo 37° compleanno. Alle 5 la luce dell'alba sfrigolava in un cielo cavo. La nebbia s'era diluita senza trovare appigli tra i lecci, gli aceri, i pini. Provò ad annusarsi, chinando le narici il più possibile sull'incavo del collo, sulla maglia sbrindellata che lo copriva. Davvero puzzava. In generale i poliziotti erano capaci di un'ostilità così diffusa nei confronti di persone come lui, che usavano qualunque forma di provocazione, anche non vera. Se avesse avuto un altro posto dove andare, avrebbe avuto fretta di andarci, no? Che pensavano? Uscì dal parco attraverso la cancellata est e fu innaffiato in pieno dalla macchina che puliva la strada. «Ehi amico, sta attento!» Le spazzole ruzzolavano per terra e il marciapiede bagnato gli scrocchiava sotto i piedi. Poi un'intuizione. Corse dentro gli spruzzi e se ne lasciò inzuppare. Voilà, era un po' come lavarsi. Magari il fetore si smorzava. Accomodò il passo in sincronia con la spazzatrice, facendo un cauto sorriso al conducente, a dispetto degli improperi e delle occhiatacce che gli mandava. «È il mio percorso, tutto qui!» gridava, scavalcando a voce il ronzio delle vaporizzazioni che gli calavano addosso. Scortò la spazzatrice, piano, pianissimo, per decine di metri. Tant'è che il conducente, di punto in bianco, smise di guardarlo, disposto a lasciar correre. Se non voleva spostarsi, peggio per lui. Era assunto per spruzzare la strada, mica i pazzi. Filippo era abituato al fatto che la gente usasse, per così dire, una certa parsimonia ogni qualvolta aveva a che fare con lui. Non stava a genio. Era certo che fosse perché esibiva continuamente il suo malgrado, la miseria in cui era scivolato, nelle unghie nere, nei capelli troppo cresciuti, nel mucchio di stracci messi addosso come abiti sovrapposti.
nello zaino lurido che gli penzolava dalla spalla, e la gente non se la voleva ricordare, la miseria, neanche fosse contagiosa. Ebbe la tentazione di vantarsi, ridacchiando: lei non sa chi sono io! Un vezzo, naturalmente, sempre a voce grossa, per vincere i rumori della strada, della spazzolatrice, avrebbe specificato lo spazzino che era un attore. Era stato anche un attore, sì signore, scelto per il ruolo di protagonista in un film. Aveva 11 anni, se ne accertasse. Sarebbe rimasto sorpreso lo spazzino della sua interpretazione sapiente, matura, a dispetto dell'età. Se puoi, vieni a baciarmi quando torni. Film di discreto successo. Bello anche il titolo. Un po' lungo, forse, ma bello. Se puoi, vieni a baciarmi quando torni. Non l'aveva visto? Neppure in televisione? Chiediamo una busta di Valletta. Andiamo a rivelare il nome dell'autore del libro vincitore della sezione romanzi inediti. Vincitore del premio per la sezione inediti è Angela Flori con Se puoi vieni a baciarmi quando torni. Angela che non è per nulla emozionata. No, e non si nota. Metto di fare una domanda, se crede. Professoressa, il suo romanzo è una sorta di giallo psicologico. Come mai una professoressa scrive un giallo? Ma in realtà non lo so, io quando scrivo obbedisco un po' a una voglia di cimentarmi in qualche cosa che magari mi solletica un po'. Poi in realtà la storia del giallo è in sottofondo, come giustamente ha detto lei. Quello che a me interessava era notare lo stato d'animo di due personaggi che si corrispondono. Uno è Filippo, che ha perso la vita e che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita per strada, e poi l'ispettrice che indagherà sulla sua morte, arrivando veramente a scoprire una realtà desolante. Rispondo che è l'inedito che io ho preferito, perché lo trovo veramente meraviglioso nella costruzione, nella profondità delle descrizioni. E faccio un'altra domanda. Gli adolescenti hanno un ruolo importante nel suo libro. Cosa ne pensa della loro situazione attuale in Italia? Io ho vissuto da insegnante questo momento e da madre, perché poi ho due figli che sono poco più grandi dei miei liceali, e mi sono resa conto che davvero questa situazione pandemica, che ha naturalmente arrecato tanti disagi, tanti danni a tutti quanti, ha veramente penalizzato i nostri ragazzi, proprio perché crescere, imparare, acquisire sicurezze, intrecciare relazioni passa attraverso la comunicazione, attraverso la vicinanza, il contatto, e quindi di tutto questo sono stati privati. Differire certe esperienze, farle quando l'età a cui in genere si fanno, insomma, è stato
duro. Sì, sì. I rapporti umani con le loro violenze e i loro punti di contatto sono protagonisti in questo suo romanzo. Lei come vede i suoi personaggi? Allora, io ho creato dei personaggi che volevo fossero il più possibile realistici. Naturalmente la letteratura, anche quando si fa mimesi della realtà, un pochino la interpreta, quindi è chiaro che in quello che io ho rappresentato c'è naturalmente non soltanto la realtà, ma come io la percepisco, come per certi aspetti mi inquieta, insomma. Io vedo un crescendo non di violenza, ma di asprezza, di aggressività, probabilmente venuta fuori da questi duri anni di isolamento e tuttavia sono veramente inquietanti, insomma. Grazie molto e complimenti ancora. Grazie, grazie a lei. Grazie a Ce lo auguriamo tutti, anche perché il libro, essendo il vincitore della categoria inediti, sarà in libreria appena possibile, ovviamente è edito da Panda Edizioni. Perfetto, grazie. Grazie mille. Le do una mano. Lo porto. Grazie a te. Signore e signori, avevo dimenticato di accendere il microfono. Signore e signori, signor Tango, Castelfranco Veneto. Grazie Alessandro.
Grazie intanto di averci invitati, è stato un piacere anche per noi dopo 2 anni fare qualcosina e abbiamo appunto avuto il piacere di essere qua per la prima volta nel nostro teatro. E niente, dico 2 parole di chi siamo, per chi non ci conosce. Quindi Signor Tango è nato nel 2007 per promuovere e divulgare la cultura del tango argentino per la Castellana e niente, da allora organizziamo eventi, corsi, lezioni, tutto quello che si può legato al tango. Ovviamente per 2 anni abbiamo sofferto anche noi e adesso ci rimettiamo in moto. Volevo presentare Elisa, la ballerina. Piacere, sono molto contenta di essere qui. Ecco. E magari anche un applauso, visto che è la prima volta che calza il palcoscenico da ballerina. Sì. E niente, per il tango ci sarebbe tanto da parlare, magari bisognerebbe scrivere un libro, sai. Guarda, conosco io un editore. Perfetto, ottimo. E comunque, se volete provare, è da provare, perché parlare, dire qualcosa, le sensazioni che dà questo ballo, è impossibile farlo capire, bisogna provarlo. Quindi noi ci siamo, cercateci e saremo più che lieti di farvelo conoscere. Grazie a tutti. Grazie. Eccoci qui. Allora, passiamo ora a un premio che mi sta particolarmente a cuore. La menzione d'onore del Panda Noir, ovvero il concorso, la sezione per libri noir indetta da Panda Edizioni, che poi è diventata ovviamente una sezione del premio Prunore e adesso il premio Giorgione. Perché mi sta particolarmente a cuore? Perché l'ho vinta io. Tanti e tanti anni fa, la primissima edizione del Panda Noir fu vinta da, non mi ricordo, Hansel e Gretel. no, dal... L'hai vinto tu? Ho vinto? Ah no, ho vinto io, sì. No, l'ho appena detto tra l'altro che ho vinto io. No, era una scenetta, non mi è venuta bene ragazzi. Comunque, ho vinto io il Panda Noir con Hansel e Gretel, il caso risolto, io e Andrea già ci conoscevamo, avevamo già pubblicato un libro insieme e da lì poi è andata avanti tutta una storia che un giorno forse vi racconteremo, tra libri e viaggi in giro per il mondo e via dicendo. Ora, per la menzione d'onore della sezione Panda Noir vado a chiamare un giurato d'eccezione, ovvero Cristiano Brion. Cristiano è perfettamente a suo agio sul palco in quanto è un nostro affezionato, ha vinto la menzione d'onore della narrativa inedita ovviamente, della prima storica edizione del nostro concorso con la volta in cui dissi che l'India è una merda. Non capisco perché ridono quando dici India. Lo so, infatti è strano che ridano. Un libro che tra l'altro anche quello a cui sono particolarmente affezionato, ho scritto anche la prefazione ed è un libro fantastico che poi ha avuto un seguito. Ha avuto un seguito, dopo 3 anni ho scritto un altro libro dal titolo Manocete, un titolo un po' più enigmatico, però insomma. Che sono entrambi dei libri eccezionali che stanno sullo scaffale di casa mia. Hai in previsione anche il terzo? Il terzo è in previsione, però ha una gestazione un po' più complicata, insomma, però insomma, è in lavorazione. Fin dal primo anno Cristiano ha collaborato con noi, oltre che come vincitore del premio, ma anche come giurato. Questa è la seconda, terza volta. Questa credo sia la terza volta, anzi sicuramente è la terza volta che faccio parte della giuria, che mi onoro di far parte della giuria. Ma quanti anni è che siamo qua? Tanti. Sì. È la 6ª edizione questa. Allora, arriviamo quindi a premiare la menzione d'onore. Abbiamo chiamato Cristiano e andiamo a leggere un estratto da parte di Maria Elena Serra E Leonardo Zanardi.
Ma sto branco di lupi rabbiosi di fame, ce l'avete qua tutte le sere? Aveva chiesto Romeo a uno dei banconieri durante una breve pausa. Tutte le sere no, ma quasi. Nel fine settimana il movimento è questo. Ma a te dovete fare dei panini super che se ne mangiano anche 2 di fila. Ma sono panini normali. È che questi arrivano imbottati come cani e non ci vedono dalla fame chimica. Cos'è che fanno con i cani e la chimica? Prima si strafanno di droga e alcol e poi gli viene una fame che si sbranerebbero la madre. Ah, interessante. Cioè, non stanno mica tanto a guardare se il crudo è marchiato Parma. Ma figurati, dopo una certa ora si mangiano anche quello marchiato 7 nani. E quanto costa un furgone come questo? Dai 10 ai 30.000. Dipende se nuovo, usato, quanto usato, che allestimento, l'avviamento. Ma sei interessato a una paninoteca ambulante o hai solo tempo da perdere? Non perdo mai tempo io, non sto mica a girare i pollici. E allora? E allora? Me ne servono 12 di questi cosi, ma te ne avete solo uno, pidocchiosi di merda. Ecco, hai visto quanto tempo ho da perdere io? Romeo si era allontanato, seguito dallo sguardo di commiserazione del banconiere, convinto di avere a che fare con uno dei tanti balordi che popolavano la sua piazzola. In realtà, il tempo intercorso tra l'inizio e la fine della discussione, Romeo aveva già pianificato la nascita della sua nuova creatura commerciale. E di lì a qualche mese, la Zodiaco Street Food si era già imposta e radicata nella ristorazione veloce, con 12 furgoni attrezzati, ognuno distinto dal proprio segno zodiacale. 12 Fiat Ducato a 3 assi, posizionati nei posti strategici lungo la statale 516, da Padova fino alla Laguna Veneta. Il leone, il più bello e meglio attrezzato, Romeo lo aveva allestito col pensiero di destinarlo al figlio Moreno. I restanti 11 ad altrettanti gestori in affitto d'azienda. I prezzi di hot dog, hamburger, piadine, panini, birra, bibite e caffè erano stati tali da sbaragliare la concorrenza e monopolizzare l'intera zona. Infine, gli ultimi ostinati esercenti liberarono la piazza, convinti con metodi poco ortodossi. Allora, la menzione d'onore per la sezione Panda Noir va quest'anno a Eman Z con Zodiaco Street Food di Neo Edizioni. Innanzitutto complimenti. Grazie. Qualche domanda per rompere il ghiaccio. Come le è venuta l'idea di un criminale che apre una catena di street food? Osservando una sera una di queste paninoteche ambulanti, osservando soprattutto l'umanità che circolava attorno, ascoltando alcune conversazioni, avevo già il personaggio di Romeo e
detto provo a collocarlo lì. E da lì fa parte di tutto il libro. E il suo libro fa ridere, però con un fondo di amarezza. E nessuno sostanzialmente, o comunque la maggior parte, non ne esce bene. È un po' di critica sociale la sua? Ma oddio, più che una critica sociale è una fotografia dell'odierno, della quotidianità. Effettivamente sì, nessuno ne esce bene, nel senso che se vogliamo dare una sintesi estrema di tutti i personaggi, che nessuno è innocente, ecco, tutto lì. E, ripeto, più che una critica è proprio una fotografia. Del mondo che ci... Sì, cioè, è un micromondo che poi è, come dire, allargabile e applicabile anche al macro mondo, quindi ho cercato di, come dire, caratterizzare un po' tutti i personaggi affinché avessero tutti un compendio proprio di caratteristiche tali da renderli completi e soprattutto tali da non poter mai formulare un giudizio definitivo. Cioè nel momento in cui si scopre che quel tal personaggio magari ci fa abbastanza schifo, però poi sì, ma anche lui è del buono. Esatto. Come magari il personaggio che sembra molto buono, molto affabile, molto attenzione, perché comunque c'è anche lui ogni tanto va a rimestare nella melmetta che contraddistingue tutti quanti, ecco. E passare da insegnante di scrittura creativa a scrittore, com'è? C'è una preferenza? Cosa le piace di più? Ma no, non è che ci sia una preferenza. Corsi di scrittura creativa anche lì forniscono sempre nuovi stimoli, nuove idee, ho conosciuto delle persone interessanti, c'è anche questa modalità di confronto continua e anche questo continuo mettersi in discussione, ovviamente. Non direi che c'è una preferenza forte in uno o nell'altro campo, sono molto legate entrambe le cose. Ecco. Comunque aggiungo un piccolo commento, il suo è uno di quei libri dai quali non vorresti mai staccarti, cioè vuoi sempre arrivare alla pagina dopo per capire cosa succederà fino alla fine, quindi tantissimi complimenti. Grazie ancora. Sono d'accordo con quello che hai detto lui, io sono un po' di parte perché tra noir e bar, però è tutto presente. Molto bene. Bene, complimenti ancora. Grazie ancora. Dunque, grazie, gentilissimo. Dunque passiamo alla premiazione dell'opera vincitrice della sezione Banda Noir. Ascoltiamone dunque un estratto letto anzi no, devo presentare la persona che premierà, che consegnerà il premio. Vieni pure qui con noi, Fanny Guidolin. Ascoltati pure qui con noi, Fanny, che ti faccio un paio di domande. Insomma, abbiamo presentato tutti i giurati che con noi questa sera stanno contribuendo a premiare le persone e Fanny, tu sei, tra virgolette, nata come autrice proprio con il allora premio Prunola con Storie di straordinaria corsia e dopo la tua storia di autrice è proseguita, però caspita, è iniziata lì. Com'è essere qui sul palco? Com'è stato anche l'evoluzione di essere autrice? Sì, beh, allora tu sai che io esercito la medicina narrativa con i pazienti in ospedale e diciamo che è stato per me uno spogliarmi inizialmente di emozioni come quando ci si spoglia di un vestito praticamente. L'ho scritto anche in un post oggi sui social perché la scrittura è questo, è proprio questa forma d'arte che mi ha arricchito moltissimo, quindi
per me la scrittura è emozione, sostanzialmente. E ti dirò di più, adesso stiamo cercando di costruire uno spettacolo teatrale su quel libro. Oh, insomma, questo è un po' un'anteprima. Io non lo sapevo. Perché sì, sono storie molto sentite. Bene, che bello. Insomma, che di vita, di malattia, di Certo. guarigione, insomma, vita vera. Ottimo, grazie Fra. Io passerei la parola dunque a Maria Rosa Salvi per la lettura di un estratto dell'opera vincitrice. Doveva fare in fretta, non poteva rischiare che i soldati lo precedessero. Avrebbero trovato la sua donna e non osava pensare a ciò che le sarebbe successo se l'avessero arrestata. Dopo un tempo interminabile, giunse alla banchina di fronte alla sua abitazione, dove attraccò e scese. Sentì, più che vedere, che qualcuno lo stava aspettando. Si irrigidì. Ombra nell'ombra, quel qualcuno si mosse verso di lui. Credevo che non tornassi, disse una voce di donna giovane e impaurita. Invece sono qui, rispose spingendola verso la casa. Entriamo, non è prudente star fuori. Chiuse la porta alle loro spalle. Dopo tanto tempo passato al buio, sbatté le palpebre alla luce delle lanterne. Si tolse giubba e camicia intrise di sudore, si passò le mani tra i capelli bagnati, scostandoli dal viso. Questo caldo toglie il respiro. Morosini ha rifiutato di ricevermi, non ha mantenuto la sua promessa, ha rimesso l'intera questione nelle mani del Santo Uffizio. La ragazza si portò una mano alla bocca, spaventata. C'era da aspettarselo. Anche lui teme l'Inquisizione e non è tutto. L'inquisitore Buglio ha interrogato le persone che sai e quel cane bastardo di Sesti è andato a rendere testimonianza. Ha approfittato subito di questa bella occasione per vendicarsi. Sia maledetto! Gridò l'uomo sferrando un pugno sul tavolo ricoperto di spartiti musicali e facendone scivolare alcuni per terra. La ragazza si affrettò subito a raccoglierli e a rimetterli al loro posto. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo andarcene subito. Se Buglio ha emanato l'atto d'accusa, i soldati non tarderanno ad arrivare. Si avvicinò alla donna con tenerezza infinita, le accarezzò il viso, la chioma rigogliosa, fulva e inanellata. Perché non torni dalla tua famiglia? Anche se hai scelto di vivere con me, non hanno smesso di volerti bene. Per amor tuo hanno perfino finto una parentela inesistente. Ti riprenderanno. Porti un nome che conta a Venezia. La tua famiglia, parenti importanti, potranno proteggerti. La ragazza gli prese una mano tra le sue. Non chiedermelo, Vincenzo. Non posso e non voglio lasciarti. La mia vita è con te. Sono un uomo braccato, Francesca, dovrò fuggire lontano, nascondermi a lungo. Tu sei il mio amore e il mio maestro, rispose con tono risoluto. Ho molto di te dentro di me. L'uomo le appoggiò con dolcezza la mano sul ventre. Se questa è la tua decisione, allora dobbiamo muoverci. Prese da un piccolo baule una camicia e un'altra giubba. Ho organizzato tutto, spiegò indossandoli. Fra poco arriverà una barca a prenderci. Lasceremo qui la nostra, così non potranno sapere con certezza in che modo ce ne siamo andati. Una volta sulla terraferma troveremo un carro ad attenderci. È gente fidata, è gente che lavora con Giacomo. E Giacomo della Croce è un nome temuto e rispettato. Chiuse il baule con un lucchetto e si appese la chiave al collo. Prese una borsa di cuoio, vi gettò alla rinfusa alcuni libri, molti spartiti, un violino e il suo archetto. La chiuse e alzò lo sguardo su di lei. Un giorno
la mia musica avrà la gloria che merita. Le si avvicinò, le prese il viso fra le mani. Francesca, saprò ricompensare tanta fedeltà. E dal canale si levò il verso di un uccello, una volta, 2 volte. Grazie a Maria Rosa Salvi. Se ci portate la busta con il nome, grazie mille. Tappa serenamente, senza pietà. La vincitrice della sezione Panda Noir con il titolo del libro Salmo 24esimo è Le Mezzalane, è Lucia Serraca. Invitiamo sul palco. Si accomodi. Un omaggio formale per lei. Complimenti Lucia, veramente. Grazie. Voglio aggiungere una cosa che tra le domande, ma insomma un mio pensiero, quando ho letto il suo libro, poiché cercavo sempre la pagina che mi facesse mangiare il libro, il mio voto è stato 10 alla fine. E ho detto subito, Andrea, 10. Quindi sono strafelice. Poi è un caso che io poi la stia anche premiando, quindi sono doppiamente felice. Allora, io ho qualche domanda da porle. Il suo libro è un thriller storico che parte dalla Repubblica di Venezia. Quanto ama questa città? Moltissimo. Se ha letto la mia nota finale, avrà letto appunto che l'idea di questo romanzo è nata proprio da una visita a Venezia, anzi forse la mia prima visita a Venezia. Ero abbastanza giovane allora, ma è comunque nato in quel momento la prima traccia di volevo scrivere qualcosa che fosse ambientata a Venezia. È ricchissimo di cultura, infatti lei inserisce le vicende storiche, le conoscenze musicali, esoteriche, pittoriche. Quanto ha studiato per scriverlo? Beh, molto. Ho studiato molto, ma mi sono anche divertita molto, perché la musica, la storia dell'arte, la storia della scienza, perché c'è anche tanta storia della scienza, sono tutte discipline che mi hanno sempre appassionato e quindi mi sono divertita molto ad approfondire i vari argomenti, l'esoterismo, ma anche appunto la storia della scienza, la storia dell'arte, la storia di Venezia, la storia della musica. Ci sono voluti molti anni, perché io faccio tutto un altro mestiere, ma ho sempre, la scrittura è una passione che è sempre stata presente in me, per cui Salmo 24esimo è stato un amico, un compagno per molti anni. Quando l'ho finito ho sentito la mancanza. Ma secondo lei, Lucia, perché ha vinto? Questo non lo so. Questo me lo dovreste dire voi. Era una domanda provocatoria, nel senso, secondo lei quali sono i punti forti del suo libro? Ma io credo e spero che sia un po' l'intreccio della storia, l'alternarsi di vicende della seconda metà del 1600 e con le vicende attuali. Forse anche i personaggi, perché i miei lettori
con cui ho potuto scambiare qualche opinione, qualche idea, mi hanno detto che hanno imparato ad amare questi personaggi, per cui forse anche questo è un punto di forza. Però io credo che forse il racconto così arricchito di molti aspetti della nostra cultura, di quello che noi siamo in definitiva, abbia potuto appassionare chi si è trovato a leggere Salmo 24esimo. Perfetto. Complimenti a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie signora. Allora, qui abbiamo una targa, la accompagno giù, la accompagni tu. Grazie, gentilissimo. E possiamo abbassare le cose. Signori, signor Tango, piccolo omaggio per Camilla. Allora, questi ragazzi non sono assolutamente emozionati, no, assolutamente, infatti, e non sono neanche stanchi, assolutamente, no. Quindi è proprio con gioia che io passo il microfono. Grazie. Uno che è emozionatissimo, in più c'è il fiottone, l'idea di parlare. Camilla e Stefano. In effetti no, siamo molto emozionati, soprattutto dopo 2 anni che non balliamo su un palco, e quindi è molto bello e siamo molto contenti di essere qui a presentare, insomma, il tango argentino, che è un mondo molto estremamente affascinante, e che c'è un'associazione qui a Castelfranco che, insomma, ne rappresenta tutti gli aspetti, dal ballo sociale fino al ballo sul palcoscenico, e quindi vi invito tutti ad informarvi. Il nostro Fabio è qui che vi darà tutte le informazioni. Noi vi ringraziamo per averci invitato e per averci
averci dato la possibilità di ballare ancora una volta qui davanti a tutti voi dopo più di 2 anni che praticamente eravamo fermi, quindi grazie a tutti e congratulazioni a tutti gli scrittori. Naturalmente conosciamo Fabio e Camilla da anni, l'associazione Signor Tango da anni, e esattamente come a noi mancava il palco del teatro, mancava anche a loro, quindi è stato un'idea che è venuta a entrambi quando abbiamo cominciato a parlare del fatto che saremmo tornati in questo meraviglioso teatro che viene spesso definito una bomboniera, l'idea di chiamarli per arricchire ancora di più la nostra serata. Camilla, come stai? Sono molto emozionata di stare su questo palco perché dopo 2 anni, per me, essendo abituata per tanti anni a ballare, dopo 2 anni è molto difficoltoso, però grazie per averci fatto partecipare. Grazie a voi, grazie mille, grazie a voi. Dunque, sì, no, allora, noi adesso abbiamo pensato a un momento di pausa. No, non è vero. Nel senso che di solito parlano sempre gli altri e quest'anno ho detto adesso parliamo gli altri. Anche perché a noi manca tantissimo la chiacchiera, no? Sì, madonna, io e te facciamo fatica, molta fatica a parlare in pubblico, non siamo abituati, non capita mai e quindi volevamo raccontarvi un po' di storia delle nostre realtà, nel senso che chi sono gli organizzatori di questo premio Giorgione, perché alla fine noi abbiamo visto il premio Prunola, poi Prunola Giorgione, poi Giorgione Prunola, premio Giorgione, chi siamo noi due? E quindi volevamo raccontarvi in breve, non è che siamo qui delle mezze ore, anche se saremo assolutamente in grado di farlo, però non lo faremo, e volevamo partire con, sai che non mi ricordo, chi è che parte? Volevo chiederti io, io volevo chiedere a te cosa vuol dire fare l'editore in una città come Castelfranco Veneto nel 2022 a ridosso di una pandemia, vicini alla terza guerra mondiale, sì, eccetera, con la carta eccetera, con l'energia elettrica. Sì, allora dunque, fare l'editore a Castelfranco Veneto significa avere l'opportunità di fare delle cose che per esempio i grandi editori non possono o non vogliono, non gli interessa, però che a me piacciono, per esempio, ovvero pubblicare bei libri, cosa che non sempre i grandi editori fanno per i motivi più svariati, diciamo. Posso anche fare un premio letterario nella mia cittadina, come siamo qui questa sera, un premio letterario che poi consente a Panda Edizione di trovare, così come per esempio con Marina e Lidia Daniela c'è stata l'occasione di trovare degli ottimi manoscritti da proporre ai propri lettori. Qui a Castelfranco ho pubblicato anche libri di storia locale, giustamente, grazie agli autori di Castelfranco, che ringrazio sempre. E infine c'è anche l'opportunità, sì, c'è un gruppo di lettura che prima non c'era, che quest'anno è stato guidato da Cristiano Brion, che ringrazio ovviamente della sua collaborazione per portare avanti questo progetto bellissimo. Tra l'altro c'è un palchetto sopra, mi pare, degli affezionati del gruppo di lettura, del distretto letterario. E infine c'è anche una novità quest'anno che ritorna, perché l'avevamo fatto anni fa, ma il 4 di settembre ci sarà di nuovo a Castelfranco Veneto una mostra mercato del libro, una fiera del libro che abbiamo chiamato Castelfranco Legge. E quindi c'è una bella vivacità, insomma, ecco. Grazie Alessandro, e adesso tocca a me chiederti, non ti pare vero? No, che sorpresa, com'è fare l'autore e il barista a Castelfranco Veneto? Allora, ma i baristi è un periodo particolarmente florido perché c'è un sacco di turismo. Russo, poi è andato tutto bene negli ultimi 2 anni nello spettacolo. Anche perché voi siete stati sempre aperti,
No, allora, noi come Bistro San Giustino siamo una realtà particolarmente fortunata in questo senso, perché abbiamo un tipo di locale che ha subito relativamente i problemi che hanno avuto i locali serali, per cui bene o male possiamo dire di essere contenti, questo sì. Per quanto riguarda essere un autore Panda Edizioni, accidenti. Allora, io mi considero... Accidenti. Sì. Io mi considero un autore un po' particolare, nel senso che lui dice che pubblica solo libri belli, poi pubblica i miei, vuol dire che non li legge bene. Ma ho fatto... ci agevoli la slide con i libri di Alessandro? Sono a 6 ormai, non è male. No, non è male. Non è male anche per varietà, perché si va dal comico al noir, al food and beverage, alle fiabe. Quindi la fiaba dobbiamo parlarne, tra l'altro. La fiaba la riprendiamo. Essere un autore Panda, nel mio caso, ha significato fare delle esperienze che non tutti possono provare. Noi abbiamo presentato insieme 2 dei miei libri al Salto, al Salone del Libro di Torino, dove, piccolo aneddoto, al termine della presentazione una signora ci ha chiesto se noi facciamo cabaret normalmente. Sì. La gente si fermava perché facevamo ridere. Sì, lo so, c'ero anche io. La gente si fermava perché facevamo ridere. Siamo stati 3 volte alla fiera di Francoforte, alla Bookmesse, che è la fiera più importante del mondo. Sì. L'ultima volta siamo stati in macchina. L'ultima volta in macchina, tra l'altro. Comodo. Un viaggio bellissimo, anche perché ci siamo fermati sotto il ponte tibetano più alto del mondo e tornando indietro l'abbiamo fatto. Ci sono dei video che circolano in rete di cui lui è lì che salta sotto il ponte tibetano e io non si può dire cosa stavo facendo in momento. No, però io lo ricatto questo video, però sappiate. Siamo stati 3 volte alla Bookmesse, una di queste volte tra l'altro il mio manuale sulla birra dedicato alle persone normali, che è scritto... Io scrivo sì un po' sia quello sulla birra, ho anche un libro sui tramezzini, sono scritti tutti e 2 con lo stile che mi contraddistingue, cioè la cazzo di cane, tanto Cristiano ha detto merda. Ci sono dei minori. Vabbè, pazienza. E tanto dopo finisco anche. Comunque sono libri che mi hanno dato grandissime soddisfazioni. Dicevo, in particolare la Bookmesse, il mio libro sulla birra era sul Padiglione Italia. Quando dico sul Padiglione Italia, intendo proprio sulle pareti del Padiglione Italia, era tra le selezioni dei libri italiani che venivano esposti, e questo ovviamente è una soddisfazione incredibile. Abbiamo conosciuto un sacco di autori, siamo stati nei posti più disparati, perché abbiamo presentato un libro alla Madonna della Fava a Venezia. Che è qui sulla slide, quello in basso a destra. Siamo in una chiesa sconsacrata a Venezia, si chiama Madonna della Fava. Ho presentato altri autori, ho presentato Fanny Violini nella famosissima presentazione del libro Storia di una straordinaria poesia, è stata la prima volta, penso l'unica, in cui alla libreria Massaro di Castelfranco c'era così tanta gente che abbiamo dovuto fare 2 turni di presentazione, cioè abbiamo fatto tutta la presentazione, il rinfresco e di nuovo la presentazione, ed era pieno il primo e anche il secondo turno. No, pieno 20 persone, c'era la gente attaccati alla padana. È stata una cosa incredibile. È stata una cosa molto bella. Siamo stati a Milano, l'apertura della libreria più piccola del mondo. Sì, è vero. Sì, e insomma, un sacco di bellissime esperienze e di soddisfazioni. Bene, riprendo il discorso del libro di fiabe, perché qui con noi abbiamo la coautrice. Sì, la più piccola, la più giovane, la più piccola autrice Panda Edizioni, ovvero Neve Coppo, che adesso viene qua con me insieme a Nicole, che sono le nostre 2 vallette di eccezione. Anche Neve e Nicole non sono assolutamente emozionate, naturalmente. Non ho preso il microfono. Eccolo qua. 2 microfoni, abbiamo 2 vallette. Uno lo prendi tu e uno lo prendi tu. Allora, Neve ha 11 anni e Nicole ne ha 13. Sono entrambe 2 appassionate lettrici. Neve, qual è il tuo libro preferito? Dai, I diari di una scampa, l'hai letto tutto, dai. Nicole
è la nostra più giovane giurata. Nicola ha letto tutti i vostri libri, tutti gli editi e tutti gli inediti. Ha compilato la scheda di valutazione e da quest'anno entra a far parte fissa nella giuria del premio Giorgione. Anche Nicola, vedete, muore dalla voglia di parlare. Com'è stata questa esperienza? Bella e emozionante. Sono entrambi due divulgatrici di libri, speriamo che la passione aumenti ancora col tempo e speriamo di vederle magari un domani col loro libro edito da Panda Edizioni, sempre che è la best wonderful casa editrice del mondo. Grazie. Neve in particolare, dicevamo, è stata la più piccola autrice di Panda Edizioni, perché quando aveva 7 anni, mentre le asciugava i capelli, perché la mamma non lo sa fare, perché fa tutti i nodi, e lei vuole specificatamente che sia io a asciugare i capelli, perché Neve è la mia bambina. Per passare il tempo ci inventavamo delle storie. Una di queste storie è appunto Porcellopoli. Quando abbiamo terminato, lei dava le idee, lei raccontava, io piano piano le mettevo su carta. Quando è finita la storia mi ha detto: papà, questa è una bella storia ma non ci sono le figure. Allora mi sono messo lì disegnando con lo stesso stile di prima, che non posso ripetere perché ho già detto abbastanza parolacce per stasera. È venuto fuori un libro per bambini da colorare con una fiaba che è poi uscito per Panda Edizioni e che ha avuto anche un discreto successo, tra l'altro. Vuoi dire qualcosa? Di una cosa. Che allora. Bravo. Che non so cosa dire. Sei contenta di funzionare. Grazie mille per avermi accompagnato. Grazie a tutti. E diamo la parola alla nostra orchestra.
Noi abbiamo pochi punti fissi in questo premio, ci sono poche cose che non cambiano e poche cose e poche persone di cui possiamo fidarci al 100%, a occhi chiusi. Una di queste è Sean Lucariello. Sean, presenta. Grazie Sean Lucariello e il suo quartetto. Alessandro, tu Allora, puoi andare a è arrivato quel momento in cui io scendo dal palco e vado dall'ospite che non vuole assolutamente né parlare né salire sul palco perché sono bastardo dentro e lui è peggio di me. E adesso Alessandro sta andando da questa persona che però non direttamente, però per fortuna che c'è, perché altrimenti noi questo premio non potremmo semplicemente farlo. Perché? Signori e signori, Paolo Zanon è il presidente dell'associazione Dentro Centro. Un applauso. Allora, Paolo Zanon, presidente dell'associazione Dentro Centro, vieni che ti portiamo sul palco. Sul palco, Paolo. Perché questo? Perché l'associazione Dentro al Centro è il motore che sta dietro a quello che vedete qui. Però senza Dentro al Centro non sarebbe possibile farlo. Paolo è un po' il Batman, Bruce Wayne di Castelfranco, nel senso che qualsiasi cosa avvenga tra le mura cittadine, dietro c'è lui, che si impegna, che va in giro, che fa i permessi, che lavora tanto per permetterci di fare tante cose, tra cui il premio letterario Giorgione. Paolo? Grazie ragazzi, è sempre bello vedere teatro così gremito, devo dire, visto da qua un'altra prospettiva, ma non è una novità perché quando ci sono i vostri eventi è una costante ormai quello di riempire il teatro, quindi questo lo sappiamo.
io non devo dire grandi cose se non un ringraziamento, o meglio 2 ringraziamenti. Ex equo, uno alla mia sinistra ad Alessandro, uno alla mia destra ad Andrea. Grazie, perché loro sono gli ideatori, sono coloro che hanno inventato questo premio, ma soprattutto sono coloro che lo portano avanti ormai da 6 edizioni in modo costante, migliorandolo di anno in anno. Quindi grazie veramente. Questa mattina scherzavo con Andrea, dicevo è relativamente facile fare la prima edizione, inventarlo, è tremendamente difficile portarlo avanti, arrivare a una 6ª edizione, migliorandolo di anno in anno, arricchendolo, dandogli spessore. Voi ci state riuscendo, quindi complimenti e grazie ancora a voi 2. Grazie mille. Grazie. Abbiamo anche un piccolo omaggino e anche da parte di Mazzolada che non fa mai male. Ecco qua. Grazie mille, bravo. Grazie Fabio. Gentilissimo. E ora ti lascio la parola e andiamo alla sezione, l'ultima sezione che ha 3 vincitori, 3 premiazioni, il terzo, il secondo e il primo posto. La sezione dei romanzi editi è la sezione più popolata, la sezione non mi ricordo se è la più partecipata, ma probabilmente sì. Ora magari i numeri non me li ricordo esattamente, però è una sezione sicuramente molto molto attesa. Te lo dico io, è la più popolare. Ah, me lo dici? Grazie Alessandro. Numeri alla mano, è l'edizione in cui ci sono arrivati più libri in assoluto, sì, ma in particolare la maggior parte dei libri erano libri editi. No. E dunque premiamo noi, Alessandro, e quindi io lascerei la parola a Maria Elena Selva per la lettura di un brano dell'opera vincitrice. Forse in questi anni ho rimosso parole e immagini, ma la storia di mia mamma è la mia. La storia della mia famiglia mi ha segnata e perseguitata per anni, così tanti anni che fatico a contarli. Mia mamma non era come me, anche se molti, quando avevo 20 anni, mi dicevano il contrario. Lei viveva a 1000 all'ora in un'epoca in cui molti non avevano la macchina e non spingevano mai sull'acceleratore. Passava le giornate a scappare da impegni e formalità per il gusto di far divertire mia nonna e far impazzire mio nonno. Una mattina di maggio del 1941, come al solito, mia madre sfuggì alle regole. Quella volta scappò dalla messa della domenica. Il sole le scottava la fronte, la polvere le seccava bocca e labbra, mentre si dirigeva fuori paese in sella alla sua bicicletta. Si accorse di essere seguita dopo pochi minuti e all'improvviso si fermò, sollevando un gran polverone in quella strada fatta di sassi bianchi. Cosa vuoi? Aveva carattere mia madre. Non si faceva comandare da nessuno. Guardava tutti quelli che ci provavano con aria sprezzante e i suoi occhi grigi crocifiggevano più di una parola. Era un bel ragazzo lui, con il naso dritto e fiero, occhi dolci e verdi. Mio padre, sorridendo, aveva risposto: passare il pomeriggio con te. Avevano pedalato nella campagna per più di un'ora e poi si erano distesi nel campo. Il vento pian piano aveva mandato via le poche nuvole in cielo, lasciando tutto il posto al sole. Papà la studiava da mesi, anni, e si sentiva fortunato a essere riuscito ad avvicinarla come un cacciatore alla preda. Il riflesso della luce fra i raggi delle biciclette li accecava, ma loro avevano continuato a parlarsi a occhi chiusi. Mamma si beccò 5 schiaffi da mio nonno quando tornò a casa quella sera. Era piena di terra sulle ginocchia e di fieno tra i capelli. Si rintanò in camera sua e passò la notte pensando a come saltare la messa anche la domenica successiva,
mentre mio nonno in cucina inveiva contro mia nonna lanciando oggetti. Assomiglia tutta a te, quella disgraziata! Mia nonna, forse la donna più strana che io abbia mai conosciuto in vita mia, non era per niente risentita di quella somiglianza. Le piaceva avere una figlia a testa calda e così tanto simile a lei. Mio papà passò la notte a pensare alle mani di mamma e a come si muovevano quando parlava. Pensò che dovesse portarle dei fiori e scusarsi con il nonno per averla fatta rincasare tardi. Il giorno dopo prese coraggio e si presentò a casa sua. Mio nonno gli sbatté la porta in faccia e gli disse di non farsi più vedere. Grazie Maria Elena. Io chiederei la busta con il nome dell'opera vincitrice e Alessandro ci dirà chi ha vinto il terzo posto per la sezione romanzi editi. Che è la prima volta che faccio questa cosa. Lo so, noi di solito non premiamo. Noi conduciamo la serata, però poi non diciamo mai. Però stavolta facciamo uno strappo. Allora, vince il terzo posto della narrativa edita Lisa Parro con Il nastro rosso di Alba Edizioni. Aspettiamo filo delle gambe. Grazie mille Sean Cariello Quartet. Una precisazione, tu non sei Lisa Parro. Ci assomigliamo tantissimo, ho 10 anni in più di lei, sono la sorella. Mia sorella è a casa perché... Come mai? Allora, io lo so, però esatto. dicelo pure. Ha 2 bambini e Sì. ne ha di quasi 4 anni e Davide che è nato 1 mese e mezzo fa. Ok. Quindi per ovvi motivi è a casa a fare la mamma. È un po' impegnata. È un po' impegnata. È un po' impegnata. Ok. E dunque noi assegniamo la targa, il vino, i fiori, portaglieli da parte nostra. Anche il vino? Ah, certo, sì. Oddio, non proprio il marito verrà. Allora il papà. Volevi tenerlo tu? Dai, tra sorelle vi metterete d'accordo, anche perché comunque sei venuto fino qua, quindi insomma non è un piacere da poco, diciamo. Ecco. Sono accompagnata dai suoceri di mia sorella. Ah, benissimo, bene. Ottimo, allora sarà un piacevole ritorno a casa, diciamo. Ecco, ovviamente, non essendo tu l'autrice, le domande non te le facciamo, nel senso che di solito c'è l'intervista con l'autore o l'autrice, in questo caso, porta a Lisa i nostri complimenti. E alla neomamma, bimamma, e ancora complimenti e ci risentiamo nei prossimi giorni. Ok, grazie a te. Eccoci qua, i balletti ci danno una mano. Adesso, grazie a te. Adesso lascio a te la parola, Alessandro. Allora, il premio Giorgione è organizzato da Panda Edizioni con l'associazione Dentro il Centro. Ovviamente il comune di Castelfranco Veneto, senza il quale il premio non esisterebbe, e patrocinato dalla provincia di Treviso. C'è una cosa basilare che serve per portare avanti un premio del genere, che non so come definirla, ischei. Noi non andiamo da nessuna parte se non abbiamo gli sponsor, ovviamente, come qualsiasi progetto.
Ed eccoci qua. Allora, essere sponsor del premio Giorgione però è un po' diverso rispetto a essere sponsor di un qualsiasi premio, nel senso che con i nostri sponsor, che spesso chiamiamo i nostri collaboratori, si è sviluppato negli anni un rapporto di amicizia e di fiducia, perché, vabbè, San Giustino lasciatelo perdere che non è il massimo della simpatia, dice sempre un sacco di parolacce, c'è un sacco di recensioni negative su TripAdvisor. Sono io. Dalla Costa Alimentare, Fabio che quando sono sceso prima dal palco stava già adesso se viene da me, vedi che fine che fa stavolta, perché ogni volta dico comunque. Fabio è un grandissimo amico, è una persona che ci supporta dalla Costa Alimentare, Fabio dalla Costa, che ci supporta fin dall'inizio e ha creduto in questo progetto fin dall'inizio. In particolare è così tanto amico che un giorno ci siamo sentiti poco prima del premio, qualche anno fa, e mi fa: guarda, devo mettere giù perché sto andando a Parigi. E io gli rispondo: Fabio, guarda, visto che stai andando a Parigi, fammi una cortesia, va a comprarmi una bottiglia di liquore pasticcio, che è un liquore che a me piace un sacco. E lui mi fa: sto andando a Parigi, ma sono a Shanghai. E io ho detto: vabbè, tanto da Shanghai arrivi a Parigi. Una settimana dopo si è presentato al bar con la bottiglia e io da quel giorno ho capito che lo amo. No, Fabio è un grandissimo amico, questo veramente bisogna dirlo. Fraccaro Sfumadoro, Luca Fraccaro e Paolo Pietrobon. Questa cosa la dico ogni anno e continuerò a dirla finché saremo qui, finché ci saremo noi due a condurre questa serata. Noi ci siamo presentati alla prima edizione del premio, quando volevamo fare la prima edizione del premio, da Fraccaro Sfumadoro, perché sono amici, abbiamo bussato, siamo entrati con le nostre valigie di cartone, 2 rotoli di scotch e abbiamo detto: raga, noi si vorrebbe fare un premio letterario, vi facciamo presente che è un mondo in cui non girano soldi, è un'attività, un progetto che riguarda un settore ben specifico, lo facciamo solo per la cultura e perché ci piace. Ci date qualcosa? Al che Luca e Paolo si guardano negli occhi, guardano noi due profili e ci dicono: ragazzi, dai, andiamo avanti, dai, ci crediamo, cominciamo. Senza di loro questa cosa non sarebbe mai partita. Mi ha chiamato stamattina Luca Fraccaro per vedere che fosse tutto a posto, mi fa: oh raga, vai alla grande, carichi. L'altro giorno mi ha chiamato Paolo Pietrobon che stava per salire in aereo per andare in Brasile. Io chiamo tutta gente che sta per salire su un aereo, io solo sa perché. Franchetto, Diego e Monica, 2 ragazzi splendidi. Mi serviva il roll-up, l'hanno fatto fare ieri notte, non ho la minima idea di come abbiano fatto a farlo. Quando qualche anno fa abbiamo fatto le varie interviste ai vari sponsor, erano così emozionati che abbiamo dovuto rifare l'intervista 5 o 6 volte, non mi ricordo neanche più. A un certo punto, presi dalla disperazione, abbiamo cominciato a chiacchierare, dicendo stupidaggini come sto dicendo io adesso. E a un certo punto Andrea, 4 zitto, preme il tasto REC. Dopo 5 minuti si rendono conto che stanno parlando, è venuta fuori la più bella intervista in assoluto che abbiamo fatto agli sponsor, che è venuta fuori veramente una cosa meravigliosa. Anche loro ci hanno chiamato 2 giorni fa, era Monica in particolare, e ci siamo divertiti veramente tanto. Mazzolada, la cantina del Falco, Mazzolada di proprietà della famiglia genovese, in particolare Francesca Genovese, che è venuta in bar 2 giorni fa, anche lei, per dirmi che purtroppo non sarebbe potuta venire qui stasera perché c'è il Vinitali e stiamo parlando ovviamente di una cantina di vini. È cominciato il Vinitali, sia lei sia Paolo Cusinato, che è il direttore della cantina Mazzolada, purtroppo stasera non sono con noi. Paolo in particolare ci è rimasto malissimo perché Paolo non ha mai perso una serata. Francesca era convinta di venire e purtroppo così. Quello che dovrebbe farvi riflettere è che sono venuti a salutarci per dirci: guardate ragazzi, sarà fantastico, purtroppo non riusciamo a venire, ma fatemi sapere come va. Questo non è essere sponsor, questo è essere amici, è una cosa completamente diversa. Per finire, quest'anno abbiamo una idiosincrasia tra il biglietto che avete in mano, quel del Depian che vi è stato consegnato dalle maschere, e quello che vedete qui, perché qua c'è scritto l'attore Flower Shop, mentre sul biglietto che avete in mano c'è scritto Fieraria Mario Lai.
Perché questo? Perché un premio letterario non è una serata, è un progetto che si sviluppa in 12 mesi. Quando abbiamo cominciato, l'appoggio della Fioreria era Fioreria Mario Laio. Ora uno dirà, ma perché mi sta parlando della Fioreria? Perché la Fioreria Mario Laio era una delle più importanti d'Italia, perché Mario era riconosciuto come uno dei fiorai più importanti d'Italia. In quest'anno è andato in pensione. Ora, io non so voi, però se io fossi uno dei fioristi e fiorai, come si dice, più importanti d'Italia, non darei il mio negozio a una persona qualsiasi. Io sono riconosciuto dappertutto, lavoro con Interflora, Mario era il fioraio che ha messo i fiori intorno a Papa Wojtyła, quell'immagine che avete visto tutti di Papa Wojtyła quando è morto. Mario fisicamente ha messo fiorellino per fiorellino intorno ed è il massimo che si può avere, il punto massimo per raggiungere un fioraio in Italia. Ecco, questa persona ha scelto due ragazze splendide che sono Alessandra e Chiara, che sono qui con noi, per dare il loro negozio, e di conseguenza Alessandra e Chiara sono le nostre nuove partner perché riguarda tutto l'aspetto dei fiori, dei premi floreali e via dicendo del premio Giorgione. Per loro vi chiedo un applauso. Manca un logo. Manca un logo perché a nome di tutti questi sponsor ce n'è uno in particolare che, ripeto, a nome di tutti verrà a premiare, ed è Maurizio Beccaro, consulente per il gruppo Fideonam di Castelfranco Veneto, che chiamo sul palco. Adesso arriva, c'ha i suoi anni anche lui, la fa. Eccolo! Ciao Maurizio. No, dicevo, questa è la classica carovata di Alessandro, che mi ha detto che ero l'unico che praticamente veniva qui a premiare i vincitori, e mi dice, io sono stato un po' perplesso, perché ho detto mamma mia, da solo anche no. Poi me l'ha girata, ha girato la frittata, mi ha detto guarda, rappresenti tutti, quindi sono ben felice e orgoglioso naturalmente, e spero che questo sia reciproco anche nei confronti degli altri sponsor. Cosa dire? Quindi ottimi tutti quanti, perché il biglietto da visita, diciamo, del fatto di poter sponsorizzare, di poter continuare a mantenere questa manifestazione sia la cosa più importante, al di là, diciamo, di qualsiasi altro ritorno che ci possa essere. Quindi noi siamo contenti e speriamo che continui, diciamo, anche questa manifestazione, insomma. Grazie mille Maurizio. Grazie a voi. Andiamo ora a premiare Leonardo Zanata, perfetto. Andiamo ora a premiare il vincitore del secondo posto della narrativa edita. Prima naturalmente leggiamo un brano tratto dall'opera, leggerà Leonardo Zanata. Sì, non si può andare avanti. Rimuginò fra sé mentre attizzava il fuoco nel camino, il larin, accanto al quale stava assopito il nonno paterno, ossia il vecchio Gigio. Basta, è ora di andare via da qua e da cambiare aria. Mugugnò con tono deciso, dopo aver rigovernato la mucca e dato da mangiare al trucio, il maiale, confinato fra 4 assi in un angolo del tabbiano. La sera, davanti alla scodella di legno con i papazzoi preparati dalla madre Elvira, il padre era morto già da qualche anno, Tony era più silenzioso del solito, mentre i 2 fratelli minori, ormai ragazzotti, si accapigliavano come facevano spesso, e il fuoco languiva nel camino. Lunghe ombre si proiettavano sulle pareti della cucina prima di abbandonare il suo tepore fumoso e salire nella gelida camera del piano di sopra. Meno male che la Elvira aveva collocato per tempo la monega tra il paillon e la grossa trapunta.
Tony brontolò qualcosa fra sé e sé mentre, tutto infreddolito, si infilava nel letto. Poi si rannicchiò nella piccola conca che era stata intiepidita dalla monega e cedette al sonno. Tra il dire e il fare, si sa, c'è di mezzo il mare, e passarono più di 2 mesi prima che Tony si decidesse di abbandonare la vista della Moiazza e di andarsene per il mondo in cerca di fortuna. Elvira naturalmente non ne voleva sapere e protestava che ormai era lui l'uomo in casa dopo la morte del padre. Tony le rispose che aveva quasi 20 anni e che era stufo di fare quella vita. Il mondo era più grande della vallata in cui era nato e cresciuto e lui voleva vedere un po' come fosse fatto. Alla fine la Elvira si arrese e rimase zitta mentre una lacrima le rigava il volto. Era una bella mattina di quasi primavera quando Tony mise in una sacca qualche capo di vestiario e alcune fette di polenta fredda e indurita insieme con un pezzo di formaggio. Poi nascose nella tasca interna della giubba un gruzzolo di monete che aveva messo da parte facendo il boscaiolo e abbracciò la madre e i 2 fratelli, ai quali toccava ora prendere il suo posto nella tabbia e nel bosco. Infine salutò il vecchio Gigio, che stentò a capire che cosa stesse succedendo, e imboccò il sentiero che scendeva a valle ed era ormai sgombro dalla neve. Rigoletti d'acqua prodotti dalla neve che si scioglieva sul pendio scendevano da ogni parte. Camminava in fretta, come se volesse affrettare il distacco da quella casa dove era nato e dove, bene o male, era vissuto fino ad allora, e stava attento ai ciotoli, senza alzare la testa verso le montagne circostanti. Tanto, si sa, la Moiazza era sempre lì di fronte. Passando accanto alla casa della Betta, pensò di chiamarla e salutarla e magari di farle una mezza promessa, ma poi tirò dritto perché folettose, si sa. È meglio non andare, è meglio non esporsi troppo. Giunto sul fondovalle respirò a fondo e affrettò il passo seguendo il corso del torrente, ingrossato dalle acque del disgelo. Il cielo era azzurro e senza uno straccio di nuvola. L'aria era fresca e pungente. Gli uccelli cantavano allegri sugli abeti, ma improvvisamente si tacquero. Alzato il capo, Tony vide una poiana che su in alto faceva delle ampie volute a cerchio. Non è un bel segno, pensò dentro di sé. Ma ormai è fatta, indietro non si torna, e accelerò ancora di più il passo. Microfono, me lo dimentico sempre. Quindi il vincitore del secondo posto della sezione romanzi editi. Allora, il vincitore del secondo posto romanzi editi è Anonimo Belumat, ovvero Gregorio Piaia, con la fabulosa storia di Messer Tony Padele, Cleup. Innanzitutto complimenti al vincitore del secondo posto. Le domande di rito, diciamo. Allora, da Belluno alla dominante all'Oriente, professore, quanto è legato al suo territorio? Vedi anche Belumat.
Io sono bellunese di nascita e di formazione e una volta arrivato alla pensione, dopo aver scritto molti libri di storia della filosofia, ho pensato di scrivere un romanzo che è un po' il distillato della mia vita. Ci ho messo dentro un po' di tutto, ricordi personali, ricordi di famiglia, citazioni a non finire, ed è un romanzo che ho dedicato ai miei nipoti. È un romanzo di formazione, infatti Tony lentamente, progressivamente diventa maturo, partito dalle montagne, arriva in Oriente, arriva anche nella città del sole, utopia, poi però torna indietro, ma torna indietro maturato con una famiglia e ritorna alla fine nel suo paese. Poi non si sa se riparte, probabilmente ripartirà, ma questo non si sa. Allora, poi nel testo c'è molto di esoterico e filosofico, ma in modo scorrevole e piacevole. Quanto c'è nella sua formazione accademica in questo libro? L'ho scritto per i nipoti, che sono uno ha 6 anni, l'altro ne ha 13, il terzo ne ha quasi 16, e quindi è una storia adatta per adolescenti, per giovani. Però c'è un altro piano, è una storia anche che è dedicata ai miei colleghi, a chi riesce a capire fra le righe una serie di messaggi che non sono soltanto riferimenti storici, letterari, artistici e quant'altro. No, c'è una serie di messaggi anche che riguardano la filosofia intesa come vita, ed è il messaggio che ho voluto celare fra le righe del racconto, che apparentemente è un racconto abbastanza banale, apparentemente. Certo, beh, sei arrivato secondo, ovviamente non lo era. Ah, vi siete accorti, bravi. Penso di sì. Quanto si è divertito a scrivere questo testo così distante dai testi universitari? Un mucchio. Intanto ho scelto di essere figurare anonimo dopo aver scritto, pubblicato una trentina, non so, 30 o 40 volumi, dove sfigura il mio nome, 450 pubblicazioni varie dove figura sempre il mio nome. Naturalmente stavolta mi sono preso il lusso di figurare come anonimo, non anonimo veneziano, che è qualcosa di molto elevato, ma anonimo Belumat. Belumat è proprio, sa tanto da taglialegna. Sì, tra l'altro la mia passione è quella di tagliare la legna, non lo dico in senso, sì, a casa ho la stufa, ho 2 stufe, abito a Montebelluna, dice anche mia moglie. Ne trovo un altro, abbiamo 2 stufe, figlio a tagliare e questi giorni sto tagliando legna e accumulandola in ordine. Perfetto. Bene, dai, complimenti. Grazie infinite, grazie, complimenti ancora. E buona fortuna al vostro premio. Grazie. Veniamo noi. Grazie. Veniamo noi. Si preoccupi, ne ho 2, guardi. Grazie mille ancora. Grazie a lei. Grazie mille Maurizio. Bene, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati L'importante della serata. della serata e dunque lo leggeremo insieme, io e te, ma non solo. Il premio più importante della serata, ci facciamo premiare l'assessore alla cultura di Castel Franco-Veneto, Roberta Garbuglio, che dovrebbe essere seduta là. Un applauso signori. Roberta Garbuglio, per la quale noi possiamo solo spendere parole di stima e di affetto, perché no, bene, tanto era stuato. No, a parte tutto Roberta ci ha, l'assessore Garbuglio, scusate, va bene Roberta, non ti preoccupare. Ci ha supportato quest'anno come mai nessuno. Allora, noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con l'amministrazione, assolutamente, infatti lo diciamo tutti gli anni, siamo qua anche perché l'amministrazione, la provincia veramente ci hanno sempre supportato, però Roberta
l'ha fatto in un modo con sentimento, non so neanche come dire, con trasporto. Non ci un po' la piangere, ho detto ma veramente ci stai dietro questa maniera? Sì, benissimo. E quindi non possiamo che essere contenti. Quindi l'abbiamo chiamata per fare la premiazione del primo premio. Com'è stato per te? Dici com'è per te questo premio? Com'è stato partecipare? Come ti senti questa sera finora? Insomma, però ormai siamo agli sgoccioli. Certo, allora per me è la prima volta che mi capita di seguire il premio letterario Giorgione e se li ho seguito da vicino perché non mi fidavo e volevo capire di che pasta eravate fatti e quindi sono rimasta particolarmente sorpresa invece io e vi devo ringraziare, ma in modo particolare devo ringraziare tutti i giurati che hanno fatto un lavoro veramente immane e penso che al di là dei soldi, al di là degli organizzatori che sicuramente sono importanti, ma avere delle persone che si spendono il proprio tempo per dare lettura e dare una indicazione tecnica e professionale agli elaborati è fondamentale. Quindi io vi posso solo che ringraziare perché per Castelfranco è sicuramente importante avere un concorso letterario di questo tipo e mi fa estremamente piacere anche che il nome attuale sia Giorgione, perché Giorgione rappresenta il must, rappresenta il best, il mood per quanto mi riguarda per Castelfranco e quindi anche grazie a voi la cultura, l'arte, la città di Castelfranco ha modo di essere conosciuta in Italia e come ha detto anche prima il nostro sindaco anche magari speriamo al di fuori dell'Italia, quindi veramente grazie di cuore a tutti. Grazie assessore. E dunque procediamo con la solita dinamica di ascoltare un estratto dall'opera vincitrice che ci verrà letta da Maria Elena Selva. Altro che voce bionda. Questo è un suono che ho dentro da qualche parte. Un suono di saliva e muco, di risate e carezze. Una fiammata al napalm, un colpo al cuore, qualcosa che mi riporta indietro, ma non riesco a mettere subito a fuoco. Dettagli, lampi al magnesio, profumi. Un profumo. Quel timbro di voce mi appartiene, proviene da qualche mia vita passata. Non so, non capisco. Quel Nicolas dovrebbe smetterla di rompere i coglioni, ascoltare sua madre. Parla di nuovo. Nicolas, ti lascio qui se non la smetti. Lei è dietro di me. Sento che ha una leggera e impercettibile esitazione. Ce l'ho anche io, ma non mi giro, preferisco tenere stretto il dubbio e sperare di aver sbagliato tutto. Avverto dei raggi X perimetrarmi. Qualcosa di intenso e polveroso mi riporta all'estate della sparizione di Lino. Ecco, Lino, già. 7, anzi 8 anni fa, estate 1998 per la precisione. Annuso. E aspiro l'odore intercettato in mezzo ad ammoniaca, caffè tostato, sudore, lacca per capelli e panini alla piastra. Io so chi sei, quantomeno credo di saperlo. Non so se tu invece hai capito chi è l'uomo che sta cercando di fermare il tuo Nicolas. Il tuo Nicolas, porca Eva, un bimbo. Fermo qui, ragazzi, basta adesso. Afferro il Life Garrett nano per i capelli giusto un secondo prima che la sua nuca mi eviri. Metto il ginocchio davanti alla sua corsa trattenendolo per le braccia. Mamma sarà contenta e io pure. Hai sentito, signore Nicolas? Accidenti, che figure! La ringrazio. Captiamo entrambi nello stesso momento chi abbiamo davanti, chi non avremmo mai più voluto vedere perché temevamo le nostre reazioni, troppo forti o troppo deboli. Non so se mettermi sull'attenti o ridere. Mi limito a uno striminzito saluto dopo averla guardata alla velocità della luce.
facendo di conto e chiedendomi se sia davvero lei. Mi chiudo, sprango tutto. Sono come quella Coca-Cola stupida, quella che non sa di nulla, ma pare un miracolo di gusto fittizio. Light. Lei è acqua tonica invece, la sento frizzare in gola, gorgogliare nello stomaco, farsi l'arco nella pancia. Qualche migliaio di secondi di silenzio, secondi nei quali avremmo potuto farci passare in mezzo l'Antico Testamento. Un sacco di secondi, piantagioni di secondi stesi lungo uno sguardo reciproco, a occhi sbarrati. Ciao. Sono sempre un professionista con le parole, io. Non saprò riconoscere una voce, ma la mia memoria visiva non dimentica un solo volto. Figuriamoci se può aver cancellato questo. 2 rughe sulla piega degli occhi, un velo di tristezza, una minuscola cicatrice sul collo, qualche chilo sui fianchi, mani non più così curate, polsi morbidi, jeans neri stretti e un caschetto corvino. Il biondo platino è sparito e con lui, forse, la sua giovinezza. Mi basta un solo sguardo per farle il check-up. Vedo la sua vita scorrermi davanti, Nicholas compreso. Potrei anche dirti che malattie hai avuto nel frattempo, mia cara Monroe. Anzi, Elisa, basterebbe guardarti. Ma né io né tu vogliamo arrivare a guardarci, vero? Grazie Maria Selva. Chiediamo cortesemente la busta con il nome dell'opera vincitrice. Vai, tranquillo, vai, straccia tutto. Ciao, non mi portiamo fortuna. Bene, quindi siamo giunti alla fine, no? Siamo giunti alla fine. Allora, il vincitore della sezione Romanzi Editi 2022 è Michele Benetello con Maida Vane. Penso tutti complimenti. Grazie. E procedo con le domande di rito che contraddistinguono questo momento. Ma quindi ti piace l'Oktoberfest? Non ci sono mai stato. È un artifizio letterario che ho usato, ma non ci sono mai stato. L'ho immaginata, presumo sia così. Se lui c'è stato di sicuro. Paga l'IMU sull'Oktober. Io ci sono stata. È così? Sì. Ma non lo so. Ci vada lei per verificare se è così. No, è bello rimanere con L'importante è fermarsi nel nato. Nel tuo romanzo i rapporti umani sono dominanti, importanti. C'è l'amore, l'amicizia e tutti hanno pregi e difetti. Quanto c'è di te in questo libro? Vexata question. Beh, c'è una proiezione di quello che forse avrei voluto essere, non sono riuscito ad essere, ma la vita presumo sia così. Siamo tutti una proiezione in divenire. Credo non avrei delle risposte più intelligenti da dare. Grazie. Parlando di te come autore, la musica ti ha aiutato nella stesura di questo titolo? E come mai sei passato a scrivere libri dopo le tue esperienze sulle riviste? La musica mi ha aiutato in toto nella vita, non solo per scrivere questo libro. L'ho messa dentro perché è una delle cose che conosco, forse la cosa che conosco meglio in tutta la mia vita.
Non lo so, forse è stato un passo naturale dopo degli articoli anche abbastanza lunghi e corposi, cimentarmi in una storia inventata. Penso sia un passo naturale. Prima fai la mezzo fondo e poi provi la maratona. Una maturazione. Sì, sempre. Grazie mille. Grazie a voi, Lidia, grazie a tutti. Daniela. Grazie a 3-4 persone che sono lì davanti, eccole. Senza di loro non avrei fatto nulla, tutti lo dicono, ma è così. Lidia, vuoi venire un secondo perché voleva dire una parola? Volevo farti i miei complimenti perché è un libro che ho apprezzato tantissimo, una scrittura secondo me molto frizzante e che ti coinvolge, avvincente, anche appunto come diceva, sì, come anche nei rapporti umani, però io ho trovato anche delle metafore molto particolari, molto belle e originali, ecco, una scrittura veramente frizzante come ho detto prima e quindi ti faccio i miei complimenti, bravo. Grazie. Allora ci accompagniamo con una foto uso stampa. Eccoci, prendi pure la targa in mano che così. Ciò? Certo. Dopo c'è anche il video, però tanto per questo è un pensiero di per stampa. Ecco qui. Ci stringiamo. Eccoci. Siamo pronti. Eccoci. Via. Benissimo. Grazie a Michele Benetello. E adesso siamo alla fine, non so, Roberta, volevi dire qualcosa? Se non ho capito male. Devi accompagnare una tavola, sì. Al posto. Sì, in fase di chiusura. Grazie a te. Mi riallaccio al discorso che avevo fatto prima, che un concorso di tal genere si chiami concorso premio Giorgione, è proprio per portare il nome di Castelfranco al di fuori dei nostri confini. E proprio per questo, da quest'anno ci sarà una novità, grazie alla collaborazione che l'originario concorso ha dato la disponibilità al Rotary Club di Castelfranco, Asino, e in particolar modo con l'attuale presidente, l'architetto Daniele Del Pos, che proprio la prossima settimana presenterà un'implementazione, un arricchimento al concorso Giorgione, e in quanto faranno partire un premio letterario per quanto riguarda i racconti in memoria di un nostro concittadino rebellato, Franco Rebellato. Quindi anche questo è un modo per implementare la popolarità di questo concorso, che già è molto ricco, è molto ben, come possiamo dire, ben strutturato, molto ben conosciuto, e andiamo ad arricchirlo con un'altra sezione che non può che portare a una maggiore visibilità sia per quanto riguarda il concorso che per la nostra città. Quindi ringrazio il Rotary Club, ringrazio sicuramente gli organizzatori perché hanno accettato e collaborato insieme per questa nuova proposta, e ringrazio l'architetto Del Pos. Grazie mille. Bene, c'è un brano, se non ricordo male, il brano finale, Sean, e dopo il brano. Thank
Grazie a Sean Cariello Quartet che ci ha accompagnato questa sera, che ci ha fatto da sfondo musicale. Vi ringraziamo e ancora complimenti, veramente. E noi ci vediamo sicuramente l'anno prossimo sempre con voi. Adesso sì, senza dubbio. Invitiamo qui di fianco a noi tutti i nostri giurati, venite pure, Matteo, i lettori, Giuliano, Francesca, le nostre vallette Neve e Nicole, per un saluto finale. Noi vi ringraziamo collettivamente, ringraziamo anche Daniele in fondo, Roberto sopra, il tango, il signor tango, Matteo che è il nostro operatore che era dietro le quinte, sì, che è la esatto, persona ci che ha ha aiutato la nella presentazione, Francesca che era a capa Valletta, che lei parla tantissimo perché non è assolutamente il stesso discorso. Sempre non è emozionata assolutamente, ma soprattutto ringraziamo voi per essere stati qui questa sera. Grazie a tutti, grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione e a nome mio e di Alessandro ci vediamo il 4 di settembre a Castelfranco Legge, la fiera della bibliodiversità che si terrà dentro le mura cittadine. Vi aspettiamo. Grazie a tutti, buona notte.